Tutto pronto per la settima corsa, un confronto per cavalli di 4 anni di buon livello, con il numero 1 Fachelfin, Giorgio Cassani, 3 Freya Gar, Matteo Legnani, 4 Forever, Lorenzo Baldi, 5 Fantastica Fass, Roberto Vecchione, 6 Fanny Breed, Antonio Greppi, in seconda fila 7 Fashion Cup, Riccardo Pezzatini, 8 Frittelli, Antonio Di Nardo. Macchina che inizia a muoversi. Favori al gioco divisi tra Freya Gar e Frittelli, in questo istante alla stessa quota, quando la macchina è a metà della curva di sinistra a circa 200 metri dal punto di stacco. Problemi per Freya Gar. Errore di Freya Gar che la lascia distante dai rivali. Si parte con veloce Forever che prende la testa. Al largo Fanny Breed tra i cavalli, Fantastica Fass. Insiste Fanny Breed all'attacco di Forever che ha preso la testa. Fanny Breed insiste all'esterno, in corda rimane Fantastica Fass. Poi Fachelfin che precede Fashion Cup, 200 metri in 13,7 addirittura, con i quali Fanny Breed riesce a prendere il comando nei confronti di Forever. All'esterno c'è solo Frittelli praticamente in ultima posizione, completamento dei 400 iniziali in 28,7. Si va sulla curva di sinistra con al comando Fanny Breed che guida nei confronti di Forever. Poi ancora in terza posizione Fantastica Fass, prova a iniziare la risalita Frittelli, 45 per i primi 600 metri di corsa. Fantastica Fass controlla Frittelli. Si scopre Roberto Vecchione che poi però vuole la scia di Frittelli, la quale deve avanzare in terza corsia, un giro dalla conclusione, un minuto spaccato per la metà gara. In vantaggio Fanny Breed nei confronti di Forever, Frittelli che prova ad avanzare allo scoperto. Quando siamo ormai al chilometro che Fanny Breed passa in vantaggio in controllo in 1.15,4, Fanny Breed comoda in avanti, stenta ad impegnarsi Frittelli all'esterno. Forever rimane perfettamente in scia a Fanny Breed, poi lungo la corda Fachelfin. Quando siamo a 400 metri dalla conclusione, Fanny Breed in controllo delle operazioni, Forever nella sua scia sembra l'unica pericolosa, al momento non è incisiva Frittelli che anzi retrocede, in corda c'è Fachelfin, a metà della curva finale è in vantaggio Fanny Breed nei confronti di Forever. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo Fanny Breed e Forever che si staccano in avanti, poi Fachelfin, Fanny Breed è in evidenza su Forever, non si lascia avvicinare, Fanny Breed nel finale viene a vincere nettamente, al secondo posto è Forever, per il terzo sbuca Fashion Cup. 29,1 ad arrivare, 1,14,3 ragguaglio cronometrico per la vittoria di Fanny Breed. Antonio Greppi per Afrim Schmidra, i colori dell'azienda agricola Purlari. Triplo in giornata per Antonio Greppi, che porta al successo questa volta da catch Fanny Breed, figlia di Napoleon Bar, che si installa al comando e porta a casa il successo. Al secondo finisce Forever, al terzo Fashion Cup sbucata dalla corda, successo di Fanny Breed. Antonio Greppi, Afrim Schmidra, l'azienda agricola Purlari.